Massimo Pestrin uccide con 10 colpi di pistola alla schiena il fratello Lino e la cognata Rosanna nell'azienda agricola di famiglia. Duplice omicidio sconvolge il paese, l'assassino arrestato subito dai carabinieri. È stato lo stesso Pestrin a confessare il duplice delitto ai militari. Li ha uccisi mentre stavano pranzando in casa, il movente da ricercare in pesanti dissidi familiari, vicini sconvolti dalla raffica mortale. Tragedia in un'abitazione di Montecchio Maggiore, prende fuoco il materasso, il fumo invade la stanza, nulla da fare per una 51enne, intossicato il marito che ha cercato di salvarla. A Venezia la manifestazione del sindacato dei giornalisti per denunciare i continui attacchi alla libertà di informazione, preoccupazione per la formulazione del reato di stalking a mezzo stampa nel caso Bramezza. Non vorremmo fosse un modo per dirci di stare zitti. 2 morti, un disperso, migliaia di evacuati, l'Emilia Romagna piegata dal disastro dell'alluvione, dal Veneto l'impegno della protezione civile per fornire aiuto alle popolazioni colpite. Nei primi 4 mesi del 2023 registrati 1.506 casi di scarlattina in Veneto, dato più alto rispetto alla media del periodo 2017-2019, circolare del Ministero della Salute. A Padova il vescovo ha nominato il primo sacerdote africano alla guida di una parrocchia della città brusegana. Don Oscar dice: spero di aprire una strada. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque in primo piano la cronaca che ci porta nel Trevigiano a Paese per un duplice omicidio che si è registrato oggi. Un uomo, un 51enne, ha ucciso sparando 10 colpi il fratello e la cognata nell'azienda agricola di famiglia. Il movente sarebbe da ricercare in pesanti dissidi familiari. Naturalmente Paese è una comunità sotto shock per quanto accaduto. E allora andiamo proprio a Paese con la nostra Daniela Sizzia insieme a Nicoletta Rizzetto. Buonasera Daniela. Buonasera Francesca, buonasera anche a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, una tragedia che ha davvero sconvolto tutta Paese. Il sindaco non è ancora venuta qua, ma ci ha detto sono 2 famiglie distrutte, quella della persona che ha ucciso, dell'omicida Massimo, e quella ovviamente della famiglia Lino Pestrin e la moglie Rosanna Trento, che sono stati uccisi con una decina di colpi di pistola e una Glock 9 mm, ci hanno detto oggi, una pistola che è purtroppo utilizzata da tutti, forse la utilizzava anche nel lavoro Massimo di metronotte. Quella che vedete alle mie spalle è la casa dove è avvenuta la tragedia. Oggi è stato un via vai davvero di tante persone che sono venute qua per cercare di capire che cosa era accaduto, e nessuno riesce davvero a rendersi conto. Dentro la casa ora ci sono anche i familiari, i nipoti, ci sono alcuni dei fratelli, perché la famiglia Pestrin è formata da 6 fratelli. Cos'è accaduto alle 13? Poi lo ricostruirà il collega Christian Arboite nel servizio, però insomma è entrato in casa Massimo, che viveva qua da qualche mese, da qualche tempo, e ha ucciso a colpi di pistola il fratello Lino e la moglie, che erano seduti a tavola. Vi farei vedere subito il servizio con la ricostruzione di questa tragedia. I colpi, una decina, sono stati esplosi poco dopo le 13, una raffica che si è rivelata mortale per moglie e marito, Rossana Trento, 56 anni, e Lino Pestrin, 63. A ucciderli il fratello di quest'ultimo, Massimo Pestrin, 51 anni, da pochi giorni in metronotte, dopo anni trascorsi nel settore della rappresentanza farmaceutica. Il massacro, con la pistola regolarmente detenuta all'interno dell'azienda agricola di famiglia, è portata avanti da generazioni, ora nelle mani di Lino e di un altro fratello, Giancarlo. Moglie e marito sono stati aggrediti mentre stavano pranzando nel cucinino. Proiettili inesplosi sono stati trovati anche nel cortile. I primi rilievi non lasciano spazio a troppi interrogativi. Diciamo nella parte alta del busto, poi il medico legale sta ancora lavorando, i rilievi sono ancora in corso, quindi insomma non possiamo essere, sicuramente sono più dentro casa, sì, erano al tavolo, presumibilmente stavano mangiando, si stavano attingendo.
questo non lo possiamo sapere, sicuramente le 2 vittime erano sedute al tavolo. Gli spari scuotono la normalità solo apparente di un primo pomeriggio come altri in via Monsignor Breda sul confine tra Paese e Quinto di Treviso. Sarebbe stato lo stesso Massimo ad allertare i carabinieri, confessando il duplice delitto subito dopo. Anche lui inizialmente si è assunto la responsabilità del fatto, sono cose che poi, come stavamo precedentemente dicendo, vanno verificate, ci sono accertamenti istruttori, il quadro porta a questo. L'allarme è stato dato sia dalla persona che ci sono giunte altre comunicazioni che stiamo verificando, sentendo le persone che hanno udito i colpi d'arma da fuoco. Sembra comunque che Massimo si fosse trasferito da poco nella casa di famiglia, poche settimane forse per avvicinarsi al nuovo lavoro. Doveva essere una sorta di punto d'appoggio, forse è stato il detonatore di vecchi e mai sopiti dissidi familiari. Questa è la pista seguita dagli inquirenti. Quella più credibile al momento è questa, ma è in corso di valutazione, ma sembrerebbe questo il percorso, il movente. Per tutto il pomeriggio sul luogo del massacro conoscenti ma soprattutto familiari, quella Pestrin è una famiglia numerosa, 6 tra fratelli e sorelle, tutti increduli di fronte al dramma. Sì, lo avete sentito, increduli davvero, increduli sono arrivati qua, ovviamente disperati, e si sono fatti dire dagli investigatori quello che era accaduto. Fra l'altro in questo momento ancora c'è la scientifica dentro casa, ancora ci sono gli accertamenti e i rilievi, si sta cercando davvero di capire come. Abbiamo un po' di tutto, i dissidi familiari, anche se qua abbiamo dei problemi con il collegamento con Daniela. Sì, vedo che l'immagine è bloccata. Daniela, tu mi senti? Francesca, non so se riesci a sentirmi. Noi abbiamo dei problemi con il collegamento, vediamo un attimo di riprendere. Io ti sento benissimo. Ce la facciamo, vai. Dunque Francesca, come ti dicevo, è stato proprio Massimo a chiamare i carabinieri, ad allertarli dicendo che aveva ucciso il fratello e la cognata, e poi è rimasto qui ad attendere i militari che sono arrivati. Come ti dicevo prima, all'interno della casa ancora stanno eseguendo degli accertamenti, c'è la scientifica, ancora stanno facendo le indagini, è ancora tutto ovviamente sotto sequestro. Massimo si trova nella caserma di Montebelluna, dove è stato portato dai carabinieri assieme ad un fratello per cercare di capire cosa sia scattato nella mente. Per quanto riguarda invece i cittadini, è un via vai dalle 13, da quando si è saputo di questa tragedia qui a Paese. C'è stato un via vai di cittadini, tutti increduli e sotto shock, una famiglia che non aveva mai dato segni di problemi, una famiglia tranquilla che ha sempre lavorato la terra, che aveva un allevamento, questa azienda agricola per loro era tutto, e che mai aveva avuto nessun tipo di sapore nemmeno all'esterno con altre persone, una famiglia tranquillissima, continuano a ripeterci tutti. Con il fratello qualcosa è scattato, ovviamente poi saranno le indagini e sarà lui stesso che è stato sentito proprio in questi minuti, viene sentito dagli investigatori e dal pubblico ministero a ricostruire e a cercare di far capire il perché ha scaricato una Glock 9 mm contro il fratello e la cognata, che probabilmente tentavano anche di scappare, perché molti dei colpi attinti erano proprio alla schiena. Francesca, questo è tutto davvero da Paese. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie davvero Daniele, grazie a Nicoletta Rizzetto per il supporto tecnico per questa tragedia di Paese. E adesso sempre la cronaca, ma ci spostiamo nel Vicentino, a Montecchiomaggiore, con la tragedia che si è consumata in un'abitazione. Prende fuoco il materasso e muore una donna, intossicato il marito che ha tentato di salvarla portandola all'esterno della stanza. Tragedia in un'abitazione di via Volta a Montecchiomaggiore stamattina intorno alle 7.
Deceduta una donna di 51 anni a seguito di un incendio. Rimasto intossicato il marito della vittima per aver respirato del fumo. Secondo una prima ricostruzione dei pompieri, a prendere fuoco, per cause ancora da stabilire, sarebbe stato un materasso, poi il fumo che ha invaso la stanza. Il tentativo del marito di salvarla portandola fuori, ma per lei non c'era più nulla da fare. Arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno portato fuori dall'abitazione il materasso e i sanitari del SUEM che hanno assistito l'uomo sotto shock, poi trasferito in pronto soccorso. Una tragedia veramente grave perché ha perso la vita una giovane donna. E le cause le stanno accertando sia i vigili del fuoco e i carabinieri. E il marito è una persona molto conosciuta, come pure anche la moglie. Sembra che sia stato ricoverato, però non in gravi condizioni. Noi auguriamo veramente che si possa riprendere quanto prima. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il sindacato giornalisti del Veneto torna in piazza per difendere la libertà di informazione, lo fa addirittura sul ponte di Rialto, un simbolo di Venezia. Il sindacato dei giornalisti teme per la libertà di informazione. Ecco allora il flash mob di Venezia sul ponte di Rialto per denunciare conferenze stampa senza domande, il fastidio per le inchieste giornalistiche, i tanti giornalisti in prigione nel mondo. Siamo qui per ricordare che quando si spara o si aggredisce un giornalista si spara alla libertà di informazione e a rischio il diritto di chi ci ascolta ad essere informato. Il sindacato dei giornalisti del Veneto è preoccupato per la formulazione del reato di stalking a mezzo stampa da parte della Procura di Vicenza nell'ambito dell'indagine su una serie di servizi delle nostre redazioni riguardanti il funzionamento dell'ULSS 7 e il suo direttore Carlo Bramezza. Uno degli ultimi, ad esempio, è quello della Procura di Vicenza che contesta uno stalking a mezzo stampa. Penso sia una delle prime volte in Italia che si contesta questo tipo di reato. E il sindacato invita a tenere alta l'attenzione. Noi siamo fiduciosi nella magistratura, ma non vorremmo che fosse un'altra degli attacchi che vengono fatti per dire state zitti. 2 morti, un disperso e migliaia di evacuati. È il bilancio drammatico della disastrosa alluvione in Emilia-Romagna, colpite in particolare le province di Bologna, Forlì e Ravenna. Un 80enne è morto, travolto dall'esondazione del fiume Senio a Castel Bolognese nella Ravennate. In queste ore la Protezione Civile del Veneto sta preparando la squadra da inviare per supportare le forze in campo. Questa notte è già arrivata a Bologna una squadra di scouting che si sta rapportando con la sala operativa emiliana. Vengono chieste squadre di volontari per la pulizia delle case allagate, ma anche per integrare quelle che sono già state predisposte. Sono già state predisposte squadre di volontari della Protezione Civile in partenza dalle province di Rovigo, Padova, Venezia e Verona, oltre a squadre dell'Associazione Nazionale Alpini. Esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutti i veneti alle popolazioni colpite. Le parole del governatore Zaia, immagini di paura, fango e detriti che ci riportano alla memoria tragici momenti che in passato hanno attraversato anche la nostra regione. Il sindacato di polizia SAP denuncia un'escalation di aggressioni ad agenti. Succede a Padova. L'ultima aggressione è vicino alla stazione ferroviaria la scorsa settimana, quando gli agenti hanno fermato un tunisino già noto alle forze dell'ordine e più volte arrestato, che ha estratto un coltello ed ingoiato sostanze stupefacenti. I poliziotti sono riusciti a disarmarlo, ma per 4 ore lo straniero ha riempito di insulti gli agenti. Denunce di aggressioni, minacce, insulti e resistenze subite sono all'ordine del giorno a Padova. A dirlo il sindacato di polizia SAP. A poche ore di distanza dall'episodio della stazione, infatti, un altro tunisino ha ferito alla mano un poliziotto. Una settimana fa invece un agente è stato aggredito e spinto a terra. Il fenomeno delle aggressioni a Padova è grave e questa escalation di eventi ci preoccupa non poco, denuncia il SAP. È giunto il momento di dire basta, scrive in una nota il sindacato di polizia, chiedendo leggi più severe e strumenti come il taser. Nel Veneto nei primi 4 mesi del 2023 si sono registrati 1506 casi di scarlattina, un numero significativamente più alto rispetto alla media del periodo 2017-2019. Il picco di segnalazione si è verificato nel mese di marzo con 617 casi e nel mese di aprile il dato risulta già in discesa con 317 casi. Lo rileva la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, che ha realizzato un report
specifico. Sulla questione è stata emessa una circolare del Ministero della Salute che è stata trasmessa alle ULSS. In Italia, come in tutta Europa, è stato evidenziato un aumento dei casi di scarlattina a partire da gennaio 2023, soprattutto nei bambini di età inferiore ai 15 anni. Negli ultimi anni la limitazione delle aggregazioni sociali hanno limitato il numero di casi. Con il ritorno alla normalità nella vita sociale nel post-pandemia, nel corso del 2022 e nel corso di quest'anno si sta assistendo ad un aumento della casistica in linea a valori simili a quelli riscontrati comunque durante alcuni anni pre-pandemici. Mentre il governo pone la fiducia in Parlamento al decreto Cutro, a Padova la prefettura cerca posti per l'accoglienza dei migranti. Sono circa un centinaio i migranti arrivati nell'ultima settimana a Padova. La prefettura sta cercando di trovare i posti per l'accoglienza con i numeri che continuano a crescere. Il prefetto ha incontrato nei giorni scorsi anche il vescovo per sondare la disponibilità delle strutture della Caritas per distribuire i migranti nel territorio. Intanto il comune di Padova ha messo a disposizione l'ex scuola Gabelli, una trentina di posti utilizzati durante l'inverno per l'accoglienza notturna dei senza tetto e ora a disposizione anche se per un breve periodo visti i lavori che dovranno essere eseguiti. L'ex Gabelli è un luogo che si presta a questo tipo di utilizzo. Naturalmente come comune abbiamo dato il limite al fatto che sarà ristrutturata con i fondi PNRR proprio per migliorare l'accoglienza delle persone senza dimora, quindi è una struttura a cui il comune tiene molto ma che momentaneamente per ragioni di ordine superiore e in realtà con la prefettura diamo alle persone migranti. Nel frattempo il governo porta alla Camera il decreto Cutro su cui ha posto il voto di fiducia. Un provvedimento, spiega l'assessore Colonnello, che potrebbe mettere in difficoltà i comuni visto che il decreto prevede la cancellazione della protezione speciale per i migranti. Come enti locali siamo molto preoccupati per l'approvazione di questo decreto. Come ANCI abbiamo espresso queste preoccupazioni proprio all'orizzonte, all'oggetto del governo, e questo perché eliminando la protezione speciale temiamo che aumenti l'insicurezza nelle nostre città, perché non saremo in grado di attribuire un'identità e un documento a tante persone che per un motivo o per l'altro, di solito per sfortuna, lo perdono durante la loro permanenza qui. E questo ci metterà in forte difficoltà e speriamo che il governo torni indietro su questo provvedimento. L'assessora Colonnello non risparmia le critiche al decreto Cutro che toglie ai comuni anche un altro strumento importante per l'accoglienza ai migranti. Chiediamo di rafforzare il sistema di accoglienza e integrazione promosso dai comuni, che si chiama SAI, ma in questo caso il governo non ci viene incontro, anzi limita le possibilità di questo sistema di accoglienza che nella nostra esperienza riesce a includere al 100% tutte le persone che lo attraversano, proprio perché è ben radicato nel territorio, e al posto che puntare su questo sistema di accoglienza il governo punta sul sistema di accoglienza delle prefetture, cosiddetti CAS. A Padova il vescovo ha nominato il primo sacerdote africano alla guida di una parrocchia della città. La mia vocazione è nata da quando ero bambino, no? Avevo ancora 7 anni, perché io vengo da una famiglia di 8 figli, quindi sono l'unico che ho scelto questa via. Certo, da 7 anni sentivo già questo bisogno, questo desiderio di diventare prete. Una vocazione arrivata da bambino, quella di Don Oscar Casongo, il primo parroco africano alla guida di una parrocchia della diocesi di Padova. L'incarico è stato affidato dal vescovo Monsignor Claudio Cipolla. Don Oscar, dopo gli studi in Congo, ha frequentato la facoltà di teologia a Roma, poi l'ordinazione a sacerdote nel suo paese natale. Mi sentivo anche dentro di me non solo essere prete, ma un prete che si dedica pure anche al servizio della carità, molto di più alle persone più bisognose, nel senso. E poi ho trovato questa congregazione dei servi della carità che mi ha accolto e mi ha dato la possibilità di andare avanti e poi di diventare prete in questa bellissima congregazione. Oscar, ormai è un'abitudine ormai. È bravo Don Oscar. È bravissimo, veramente bravo. Siamo fortunati. Ora nel quartiere di Brusegana, dove è stato accolto con affetto dai parrocchiani, ma il tema dell'accoglienza dei migranti è molto caro a Don Oscar. Sono stato accolto bene, questa è una verità, quindi lo dico pure perché devo ringraziare questo
popolo magari anche questa porzione della diocesi di Padova, magari di questa città di Padova, per questa accoglienza. È vero che magari non è la stessa situazione che sta vivendo magari qualcun altro che magari viene dall'Africa, quindi io penso che tutti abbiamo una responsabilità in questo processo magari di accoglienza e di migrazione, come anche i media hanno anche una grande parte di responsabilità di come fare presentare magari l'Europa, presentare magari anche l'Italia in questo caso qua, perché il rischio è quello che si presenta come l'Italia è un paese dove non ci sono problemi. Ogni paese ha i suoi problemi. Don Oscar vive con impegno e responsabilità l'incarico affidatogli dal vescovo. Il suo percorso è lo specchio di questi tempi e la sua storia potrebbe essere la prima di molte in futuro. Ora per lui manca solo la cittadinanza. Per me sarebbe anche una bella cosa, ma comunque non è tanto la cosa più principale che mi disturba. Anzi, per me l'importante è di essere quello che sono, no? Nel senso portare avanti questo impegno da pastore. È tutto, previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, il tempo si fa via via migliore sul nostro territorio. Il dettaglio di giovedì 4 maggio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da buone condizioni meteorologiche. Precipitazioni assenti, cielo da sereno a poco nuvoloso, a parte qualche addensamento in più nel corso del pomeriggio sulle zone montane. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 8 e 11 gradi, massime invece tra i 20 e i 23 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà stabile con cielo in genere poco nuvoloso al mattino, maggiore nuvolosità sulla pianura. Venti di brezza sulla costa, temperature minime comprese tra 8 e 12 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove saranno possibili locali nubi basse al mattino, poi decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.